Lo scorso fine settimana il personale del commissariato di Sciacca, unitamente a quello del centro anticrimine natura dei carabinieri di Agrigento, la capitaneria di Porto Empedocle della sezione operativa navale della Guardia di Finanza Empedoclina ha effettuato dei controlli amministrativi a 2 stabilimenti balneari siti nella località di Seccagrande, lungomare Gagarin di Ribera. In particolare nel primo dei locali gli operatori hanno riscontrato diverse violazioni, mancata esposizione della scia per la somministrazione di alimenti e bevande in violazione dell'articolo 180, violazioni inerenti agli obblighi di tracciabilità alimentare ex articolo 18 del regolamento 178 sanzionato dall'articolo 2 del decreto legge 190/2006 per un importo pari a euro 1.500, sanzione accessoria del sequestro amministrativo di 20 kg di prodotti alimentari e di 11 kg circa di prodotti ittici in seguito alla contestazione della predetta violazione. Nel secondo esercizio commerciale sono state accertate e contestate diverse violazioni amministrative, la mancanza del preposto in violazione degli articoli 8 e 17 bis, sanzione irrogata di 1.032 euro in osservanza da parte del concessionario della struttura balneare delle disposizioni contenute nell'ordinanza di sicurezza balneare del 2022, messa in capo dal circondario marittimo Empedoclino con violazioni sanzionate dall'articolo 1146,1 del Codice della Navigazione, irrogazione della sanzione amministrativa di 1.032 euro, violazioni inerenti agli obblighi di tracciabilità alimentari, sanzionati dall'articolo 2 del decreto legge 190/2006 per un importo di euro 1.500, quindi sanzione accessoria del sequestro amministrativo di 8 kg circa di prodotti alimentari e ittici in seguito alla contestazione della predetta violazione. Pertanto, a seguito dei predetti controlli, sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 5.000 euro e successivamente saranno svolti ulteriori accertamenti amministrativi sulla documentazione richiesta in fase di controllo.